Mi chiamo Antonio Solinas e sono il direttore di ricerca e sviluppo di Abinsula. Mi sono laureato nel 1999 in ingegneria elettronica e dopo ho avuto diverse esperienze nell'ambito delle attività, nell'ambito dell'informatica e dell'elettronica. Ho iniziato addirittura come ufficiale in aeronautica per il mio servizio di leva, fino ad arrivare poi a esperienze internazionali in diversi progetti europei, sempre nella progettazione elettronica e informatica. Dal 2012 invece sono il direttore di ricerca e sviluppo di Abinsula e seguo tutti i progetti di ricerca del gruppo. Abinsula nasce nel 2012 da un insieme di professionisti con già tanta esperienza nel settore, principalmente nel mondo dell'internet degli oggetti e dell'automotive. Siamo stati tra i primi al mondo a portare Linux, quindi un sistema aperto all'interno delle automobili, ma poi abbiamo espanso le nostre attività concentrandoci in altri segmenti come per esempio l'agricoltura di precisione, industria 4.0, oppure su altre tecnologie. Quindi a oggi siamo in grado di offrire un prodotto completo che si occupi sia dei sistemi embedded, quindi la parte elettronica e internet degli oggetti, fino ad arrivare alle applicazioni web e mobile. Abbiamo partecipato in diversi progetti di ricerca e sviluppo banditi a Salina di Ricerca. Nello specifico in questo caso presentiamo la linea aerospazio, che è un bando di ricerca e sviluppo che prevedeva la partecipazione in collaborazione di diversi attori. Il progetto si chiama Nicolaus in onore di Copernico o di Copernicus, che oltre ad essere lo scienziato è anche una linea di progetti europei, un'azione della Commissione europea che prevede in particolare l'osservazione della Terra attraverso i satelliti. Quindi Nicolaus è un acrostico, non solo un acronimo, quindi vuol dire Network Intelligent Computing for Organized Satellites in Agriculture Unified Sensing. Questo acronimo molto complesso vuole usare i satelliti per quello che riguarda l'agricoltura e in particolare, grazie alla nostra specializzazione, poi vuole usare anche tutto quello che riguarda Unified Sensing, quindi anche i sensori locali. Il progetto è stato coordinato da noi, però in collaborazione col CRS4 e l'Università di Sassari, e prevede proprio l'utilizzo dei satelliti Sentinel lanciati dalla Commissione Europea nel 2017, quindi solo 2 anni prima del nostro progetto, che prevedono l'osservazione satellitare. Quindi attraverso questa osservazione noi abbiamo dei satelliti che volano sulla nostra testa a oltre 700 km di distanza e sono in grado di fare una fotografia su 13 bandi spettrali di tutto il globo. Questi dati opportunamente lavorati, gestiti, c'è un tema di high performance computing, c'è un tema legato alla matematica e intelligenza artificiale, possono essere uniti per dare delle indicazioni molto precise sul territorio e in particolare sui terreni agricoli. In più noi aggiungiamo tutto quello che riguarda la parte di sensoristica locale, quindi uniamo i dati al satellite invece con i sensori che stanno a terra, col fine di avere migliori produzioni, migliore qualità, migliore quantità di produzione. Abbiamo sperimentato il tutto poi in delle aziende agricole, in particolare quelle dell'Università di Sassari. Le attività di ricerca e sviluppo sono fondamentali sempre, in particolare in Sardegna, con l'ente Sardegna Ricerche e con i progetti collaborativi è forse l'unica occasione che abbiamo di poter mettere insieme aziende del territorio, centri di ricerca del territorio, università, per poter collaborare insieme per portare innovazione. Quindi è un seme fondamentale per riuscire a far crescere nuovi prodotti, nuovi servizi, nuove innovazioni e portare la Sardegna anche come regione in grado di esprimere innovazione, ricerca e tecnologia.